Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 4 arresti e un medico interdetto, e questo è il risultato delle indagini condotte sull'omicidio di Luca Megna, il pluripregiudicato che nella Pasqua del 2008 rimase vittima a Crotone di un agguato di mafia mentre si trovava a bordo della sua autovettura in compagnia della moglie e della figlia. Gli arresti riguardano uno degli autori materiali dell'omicidio, Pantaleone Russelli, 37 anni, attualmente detenuto, e 3 suoi complici che lo hanno aiutato nel tentativo di eludere le indagini: Alfredo Monteleone, 35 anni, Antonio Franzè, 37, Roberto Bartolotta, 46. Interdetto per 2 mesi un medico SN di 50 anni. Sono stati individuati e fermati gli scafisti responsabili dello sbarco di 14 clandestini avvenuto l'altro ieri sulla costa di Sellia Marina nel Catanzarese e della morte di uno degli stranieri di 20 anni che era stato recuperato senza vita nelle acque antistanti il litorale di Belcastro. Gli immigrati hanno collaborato con le forze dell'ordine fornendo elementi sul viaggio. I 2 greci sono accusati di omicidio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, Paolo Maria Quattrone, 56 anni, si è suicidato. Ieri Quattrone si è sparato un colpo di pistola alla testa mentre si trovava a bordo della sua Nissan Micra a Condofuri, sulla costa ionica regina nei pressi del ponte sulla Fiumara Mendolea. La Procura della Repubblica di Cosenza nei mesi scorsi aveva chiesto il rinvio a giudizio di Quattrone con l'accusa di abuso d'ufficio. Sono 8 le condanne inflitte dal Tribunale di Vibo Valentia per la morte nel 2007 della sedicenne Federica Monteleone. A 2 anni di reclusione sono stati condannati Francesco Talarico, direttore dell'ASP di Vibo, Antonio Stuppia, che realizzò l'impianto elettrico nella sala operatoria, Alfonso Luciano, direttore sanitario, Roberto De Vincentis, direttore servizi tecnici. Ad 1 anno e 6 mesi l'anestesista Francesco Costa, ad 1 anno e 4 mesi Antonio Bruni, Nicola Gradia e Pietro Schirripa. Confindustria Catanzaro, alla presenza del magnifico rettore dell'Università Magna Grecia, ha presentato i risultati della terza edizione del progetto Percorsi di Management. Quest'anno gli studenti si sono cimentati nello studio e nell'analisi di alcune delle realtà aziendali più importanti della provincia catanzarese, realizzando così una tangibile integrazione dei saperi tra conoscenza ed esperienza, ricerca ed innovazione. Presentato ieri alla stampa il neomovimento politico Buongiorno Cosenza. L'idea nasce da un gruppo di persone che hanno deciso di costituire un'unione nuova e più credibile. Buongiorno Cosenza ha come obiettivo quello di essere propositivo e di stimolo. Queste le parole di Sergio Nucci e Demetrio Guzzardi, gli esponenti del neomovimento politico. Grande soddisfazione per una tradizione tutta catanzarese che si appresterà a varcare i confini nipponici. Il famoso morsello ha conquistato 3 cuochi giapponesi, docenti della scuola di cucina mediterranea. Ieri mattina i 3 hanno fatto visita alla locanda a Tre Colli per assaggiare il piatto nella tradizionale pitta. Rimasti estasiati dalla bontà della pietanza, hanno deciso di portarsi dietro la ricetta e spiegarla ai loro allievi cuochi. La seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale La Matita Rossa e Blu, promosso dalla Fondazione Falcomatà di Reggio Calabria, ha visto tra i vincitori Sergio Zavoli, Marcel Padovani, Cecilia Seppia, Pietro Raschillà, Federica De Santis. Il premio, una targa sulla quale è apposta una matita in argento rivestita di rosso e di blu. Per la presidente della Fondazione, Rosetta Neto Falcomatà, sono stati premiati i giornalisti impegnati.